Buongiorno, oggi è il 12 giugno 2022, siamo partiti stamattina presto, a Melegnano non abbiamo trovato nessuno, strano ma vero. Stiamo fermi in autogrill, siamo in località Novara penso, piccolo pit stop, tempo di bere un caffè e partiamo. Prima visita di oggi, le cascate di Noasca e poi andiamo al Colle del Nivolet. Dopo la pausa caffè riprendiamo la moto e percorriamo l'ultimo tratto di autostrada e usciamo al casello di Ivrea. Seguiamo i cartelli che indicano Valle dell'Orco, una valle che porta fino a Ceresore Reale e al Colle del Nivolet, la nostra tappa di oggi. Lungo il percorso però decidiamo di fermarci a Noasca per visitare una delle cascate più famose del Piemonte. Sì, vedi che c'è la gente là dietro, c'è il sentiero che ti porta dietro la cascata. Sì, dove ti porti? Cioè io scelgo di quegli itinerari che sono... Oh, il telefono? Ah, no. La cascata è visibile fin dal nostro arrivo. Alta 32 metri, con il suo salto imponente caratterizza il paesaggio del piccolo borgo, secondo me molto snobbato dai tanti motociclisti che vi passano, perché la cascata davvero merita una visita, anche se il percorso non è agilissimo. Ho visto che passavano dietro alla chiesetta. Adesso vediamo. Vediamo. Dovrebbe essere. Sono cose secche, se le lasciate stare ragazzi. Credo sia questo. Guardate che deve passare la gente. Giulio! Che l'hai fatto? Sì, guarda che là c'è il disegno. Allora, Sì, si arrampica, ci si arrampica, Roby.
cammino invece più poco. Non è stata una bella idea. No? Vedrai che la fatica sarà ripagata. Allora, stiamo raggiungendo la cascata di Noasca. Il sentiero all'inizio è abbastanza impegnativo, soprattutto per chi non è abituato, quindi me compresa. Però sicuramente alla fine siamo ripagati dello spettacolo che offre questa cascata, che ha un'altezza di 32 metri. Già là un pochino si intravede. Là. Alla fine ci passiamo dietro.
Sì. Salutiamo la cascata di Noasca e adesso cerchiamo di scendere senza spaccarci la testa da un altro sentiero, perché c'è un giro ad anello. Passiamo le mie grandi abilità di montanara si lasciano desiderare. C'è un po' di fango, però fino adesso va tutto bene. Scusa, cos'è che rifallo? Giorgio! Non c'è, non c'è. Sì, che bella vederla anche qua sotto. Arrivo, adesso la guardo. Eh sì, eravamo là sotto. Wow, che bella. Vieni qua. Eravamo là in alto. Questo è il paesino di Noasca. Adesso piano piano andiamo al parcheggio dove abbiamo lasciato la moto e proseguiamo per il colle del Nivolette. Un po' di pesce. Eh sì.
c'è l'area picnic, là in fondo le robe da tutti noi. Qui siamo dietro alla diga, l'acqua colore sole, bellissima. Riprendiamo la moto e lasciamo Ceresole, continuiamo il nostro motogiro verso il colle del Nivolette. Il lago di Ceresole ha dei colori fantastici, peccato però che anche qui la siccità si fa sentire, infatti buona parte del lago è prosciugato. Raggiungere il Nivolette è molto semplice. Da Ceresole, il paese che abbiamo appena lasciato, si prende la provinciale 50 e dopo una ventina di chilometri si arriva al colle del Nivolette. La strada è tortuosa e attraversa paesaggi meravigliosi, snodandosi tra imponenti montagne e laghi alpini di diverso colore e impressionante bellezza. La strada finisce ai laghi del Nivolette, arrivando al rifugio Savoia.
Cosa molto importante, se decidete di andare a Nivolette nei mesi estivi, dovete sapere che nei giorni festivi di luglio e agosto la strada viene chiusa al traffico motorizzato e le uniche alternative per raggiungere il passo è andare a piedi, in bici oppure usufruire del servizio navetta che dal lago Serrù porta fino al rifugio. Il Colle del Nivolette è uno dei panorami più belli che abbia mai visto in vita mia. È un valico alpino tra Piemonte e Val d'Aosta, sulle Alpi Graie, ed è comodo arrivarci attraverso una cervellotica strada asfaltata. Non a caso fa parte del Parco Nazionale del Gran Paradiso, il che è già sinonimo di grande bellezza. La strada finisce ai laghi del Nivolette arrivando al rifugio Savoia. Da lì in poi, per tornare a casa, si ripercorre la strada al contrario, attraverso paesaggi meravigliosi e imponenti montagne. Allora, la strada per arrivare qua è qualcosa di spettacolare. Siamo arrivati sul colle, siamo a 2612 metri. C'è qualche cosa ancora di neve e ci sono due bei laghetti. Il posto è bellissimo. Sono le ore 15, ormai è arrivato il momento di tornare a casa. Siamo ancora qui al Colle del Nivolette. Io da questo bellissimo posto vi saluto
e ci vediamo al prossimo motogiro del weekend. Come al solito, se questo video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti e buona strada e buona vita a tutti!